La stagione della caccia in Sicilia si aprirà il 15 settembre, lo ha stabilito un decreto dell'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera. Il calendario venatorio prevede una preapertura l'1, il 4 e l'8 settembre con il preappostamento temporaneo per colombaccio, gazza e ghiandaia. Dal 15 settembre al 30 novembre ci sarà il via libera per la caccia al coniglio selvatico. Fino al 16 gennaio per il colombaccio, dal 2 al 31 ottobre si potrà cacciare la quaglia, fino al 30 dicembre merlo e allodola. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto. Nel decreto è stata stabilita anche una limitazione all'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo. È vietato l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo in zone umidi, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. Tutto questo per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, contribuendo alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Anche quest'anno naturalmente è stato disposto che ogni cacciatore può prelevare complessivamente 15 capi di selvaggina per giornata di caccia. Non si potrà cacciare nelle riserve naturali. Foce del fiume Platani, Macalubbe di Aragona, Torre Salsa, grotte di Sant'Angelo Muxaro, Monte San Calogero, Isola di Lampedusa, Linosa e Lampione. Nelle riserve naturali orientali, Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco e Monte Cammarata. Niente doppietta a seguito e nemmeno nelle oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica Torre Salsa, Frasiculiano e Montallegro e il lago Gorgo ricadente a Montallegro. La caccia è vietata anche in tutte le aree percorse da incendi.